Amici bellini, non vi vedo bene e vi devo spiegare anche il perché. La vedete questa barra? Non ci siamo. Sto avendo un po' di difficoltà tecnico-tattiche. Abbiate un attimo pazienza, però Elmas, però il mercato, tutta una serie di cose. Guardo qua, guardo sotto, non lo so fare. Cominciamo. È un martedì pazzesco. Rumori incredibili, rumori. Mannaggia amici bellini, è un macello. È morto lo schermo del computer principale. Sto utilizzando due schermi, vedete dalle le testimonianze. Non so, non so come recuperare da questa cosa, perché se mi guardo in basso, però la telecamera sta là e qua sta un altro schermo. Potrebbe essere poi complicato per me registrare le reaction. Devo sicuramente trovare il modo di aggiustare la situazione. Ecco anche perché vi stanno venendo meno un pochino i video quotidiani e ve ne chiedo scusa. Non è che ci fossero state notizie, però la doppietta di Elmas per esempio è una di quelle cose che ci può portare a una riflessione. Benvenuto in Naggia fa manca camana così, no? Perché Emilio Coppola è coperto da questa cosa che praticamente non lo so, non so come farò. Emilio Coppola, benvenuto, iscrivetevi al canale così io posso aggiustare il computer e darvi contenuti più continui e continuati. I like ve li siete scordati, ma avete capito questa rivoluzione di YouTube? La rivoluzione che non si vedono più il numero dei non mi piace. Non è una scelta mia, stanno sperimentando, è un esperimento, tutti i video sono un po' così. Forse per qualcuno non ancora, qualcuno ancora è. Insomma, voi potete mettere il non mi piace, ma il numero non esce, quindi mettete direttamente il mi piace, fate prima e non c'è problema. Però il mi piace se lo merita Elmas, perché segna 2 gol che danno un'ottima vittoria alla Macedonia, che si conquista i playoff, così mi pare di aver capito. Il primo è stato una sorta di tap-in, quasi di rapina, che io non sottovaluto mai, perché sono importanti anche quelli, anzi proprio noi che creiamo e poi non prendiamo la porta, ultimamente, sempre, da sempre, mentre il secondo è stato proprio un bel gol di sinistro. E quindi ragazzi, questo ci può portare anche a una riflessione. Lo so che la questione Insigne tiene banco, gli amici bellini su Instagram mi continuano a mandare nuove conferme della nostra intuizione. Il Newcastle vuole riempire di soldi Insigne, il Toronto forse non è, Insigne ha detto di no, però ci sono delle novità. Poi qualcuno dice offerta al rialzo di De Laurentiis. No, De Laurentiis non ha offerto 2,5. No, non è vero, alla fine non lo vuole proprio offrire. Insomma, si sprecano i rumors e tutte queste cose bruttine, perché la differenza tra le cose belline e le cose, questa è una cosa bruttina perché crea tensione nell'aria, sono proprio cose evitabili. Però se c'è qualcuno che la liquida anche semplicemente, dice non ci preoccupare, se non ci sta più Insigne ci sta un as, va bene, anche se sono 2 giocatori estremamente diversi. Un as punta tutto sul saltare l'uomo, sul dribbling, è più folletto. A me un as ricorda più il primo Mertens che non il prime Insigne, perché un as c'ha più spunto e forse c'ha anche più gol. Quindi se vogliamo ipotizzare questa situazione del sottopunta, ecco perché un as si può inserire più in un discorso di vice Mertens vicino ad Osimhen, secondo me sono importanti. Su quella zona di Insigne secondo me salgono le quotazioni di Elmas. Ovviamente fa una doppietta, deve subito uscire la notizia che lo vogliono il Barcellona e il Real Madrid, non c'è dubbio. Ancelotti l'ha voluto lui primo, quindi lo rivuole il Real Madrid. Si è fatto lo stesso discorso per Meret, si è fatto lo stesso discorso per Lozano, si è fatto lo stesso discorso per Fabian. Di conseguenza deve uscire anche adesso la notizia di Ancelotti che rivuole Elmas, e ci sta pure. Abbiate pazienza che non vi vedo perché sono in difficoltà, però cerco di guardarvi che non mi vedo, però ci sta il discorso. Però io non credo che si debba fare. Vediamo di non accompagnare all'aeroporto in braccio un altro di quei giocatori che magari poi dopo crescono e lo rimpiangiamo, perché non mi sembra il caso. Elmas è uno di quelli che insieme ad un as dovrà avere più minutaggio. Dobbiamo far saltare tutte le gerarchie, non è detto che debbano giocare sempre gli stessi. Spalletti lo sa,
Spalletti ci sta facendo vedere un minutaggio distribuito in maniera quasi scientifica in questo periodo. Può essere pure che quando poi ci saranno altri impegni più fitti, adesso arriva il momento degli impegni fittissimi, ve li ricordate gli impegni fittissimi? Adesso arriva, perché questa è la settimana che ci porterà alla partita con l'Inter, tra l'altro brutto, i residenti in Campania non possono comprare, non possono andare a vedere la trasferta, ancora una volta una cosa brutta, ancora una volta esercizio del potere, ancora una volta non migliora, non sale il livello, si abbassa. Si abbassa il livello. Come si abbassa il livello, e ve lo devo accennare, io ieri ho guardato la puntata credo numero 9 della serie su Maradona, che si trova su Amazon Prime. Vi ho promesso insomma un incontro anche con Guido, sia registrato sia live, dove ne parleremo nello specifico. Vi anticipo però che io sono molto deluso. Quando ho cominciato a guardare la serie, credetemi, ero entusiasta, mi emozionavo, vedere gli inizi di Maradona, tutte quelle cose da quando lui era bambino, che ne conoscevamo poco. Quando poi siamo arrivati proprio al conquibus delle cose che conosciamo un po' di più, del Diego in Italia, del Diego a Napoli, a parte una serie di errori proprio marchiani, insomma, quello più grave, al di là del Bruscolotti goleador, ma quello più grave è insomma mettere la punizione più iconica di Diego Maradona in generale, in assoluto nel mondo, la piazzi al Delle Alpi e non la piazzi al San Paolo. È una roba veramente scandalosa, ma evitabile. Questi sono gli errori evitabili, le cose gratis che puoi fare bene. Vorrei capire perché, vorrei parlare con chi l'ha prodotto e vorrei parlare anche con Diego Junior. Io lo sto ricontattando perché mi deve dare una sua opinione al riguardo. Voglio sapere se gli eredi sono d'accordo su quanto stanno cercando di dimostrare di Diego. Ci sono cose molto molto brutte, in particolare un'altra cosa è iscrivetevi al canale Telegram che trovate in basso in descrizione, perché nel canale Telegram io vi posso lanciare dei link e fare dei video specifici che non posso postare qua, dove vi do delle soddisfazioni. Se vi iscrivete di più, poi vediamo, lo saprete, ci organizzeremo e lo sapete, gli abbonati bellini già lo sanno, per pulirvi proprio la bocca, perché ad un certo punto il custode del San Paolo che dice: Diego, ma che è? Ti vedo triste, come mai? Non hai litigato con l'arbitro, non hai litigato con i giocatori, c'è qualcosa che non va, quasi come a sottolineare che il Diego normale, allegro, litigava con gli arbitri, litigava con gli avversari. Niente di più falso. Abbiamo sentito le ultime dichiarazioni di Lobello, che è semplicemente una conferma. Ricordo le parole di Bergomi che diceva: Diego rispettava tutti, noi abbiamo imparato da Diego anche come si fa, prendeva mazzate, si alzava, non chiedeva mai, non soffrì, non protestava mai, non si rivolgeva mai male agli avversari, si alzava sempre, l'arbitro lui lo affrontava così con le mani dietro la schiena. Insomma, è proprio grave mostrarlo così, e una serie di altre cose che mi hanno dato molto fastidio. Scusate la digressione, se qualcuno sa come trovarlo, se qualcuno riesce a trovarlo, per pulirvi la bocca dopo aver visto questa serie TV, andatevi a guardare il documentario del 2019, si chiama Maradona, andatevi a guardare quello. Guido ce ne ha parlato in un video qui, cinema e calcio, ne abbiamo già parlato, e andatevelo a rivedere, perché veramente lì vi pulite la bocca, e quella è una rappresentazione di Diego veramente così com'è, proprio così com'è, perché è documentario, non è serie TV. E questa io me la ricollego anche alla storia di Spalletti, Spalletti Totti, il documentario, creare il dramma, enfatizzare certe cose, dimenticarne delle altre. No, non si fa così, la cultura dello sport, la cronaca dello sport, di quello che è successo, le biografie non si fanno così, si creano poi dei mostri, ed è difficile far cambiare idea ai più giovani che non hanno vissuto quelle cose lì e che non hanno testimonianza diretta. Rischi di infangare la memoria, e così va male.
va veramente male, quindi grave, non mi piace, ma approfondiremo anche proprio a livello tecnico, cinematografico, perché per fortuna abbiamo Guido Gentile, di conseguenza faremo un approfondimento profondo, si può dire approfondimento profondo, le cose. Abbiate pazienza, sono in difficoltà, guardo di fronte e sembra che vi sto guardando guardo di là e non mi vedo così, di qua c'è un altro schermo, la finiamo qui. Oggi gioca l'Italia, non credo che la guarderò, aspettatevi uno short a fine partita perché ci sarà da dire quello che ci sarà da dire, ci aspettiamo un Di Lorenzo che giocherà ovviamente titolare tutta la partita, ci aspettiamo un Insigne, vediamo se Mancini opterà per il falso 9, se Chiesa prima punta, se si confermerà invece Belotti, se si alterneranno, se Berardi sarà titolare, insomma sarà interessante anche vedere come la vogliamo svangare, perché non esiste proprio, poi andare a fare i playoff diventano altri 2 scontri diretti, diventa complicata. Quindi Forza Italia non lo riesco a dire, però forza Insigne nell'Italia, perché magari se sei decisivo ti senti anche più bello ringalluzzito e felice, ma com'è, non sei felice, non ti vedo litigare con gli arbitri, brutto proprio, sono veramente provato, sono una serie di difficoltà gravi, lo schermo che non funziona, la serie TV di Maradona che mi dà fastidio, Insigne al Newcastle e Elmas che lo vuole il Barcellona e il Real Madrid, vado in difficoltà, abbiamo bisogno di ritornare a parlare di Serie A, perché io lo vedete, io i video fasulli cerco di non farli, quindi questo è stato più uno sfogo per stare in contatto con voi e per darvi un aggiornamento delle mie problematiche tecnico-tattiche in questo momento che ho. Però ci saranno delle live, voi state tuned, fatemi sapere tutte le cose belline. Da New York Valerio Fluido è tutto, vi abbraccio, vi bacio, però in maniera sempre casta, perché una cosa è l'amicizia, una cosa è... Ciao, sono Saveria Solida. Se arriviamo a 15.000 iscritti su YouTube è una cosa di cortesia, ma secondo me dovreste seguirlo anche su Instagram, @ValerioFluido. Fa tutte queste cose credi. Sei iscritto pure a TikTok. Prendi più, dai, basta, sei cringe. Quante cose.